Piove lungo l'argine sinistro del Bacchiglione a Camorosin quando, poco prima delle 12, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia recuperano il Nissan 7 posti di Alberto Pittarello. Uccisa l'ex compagna Sara Burattin, la madre della figlia, con una ferocia terribile, il caldaista 38enne si era lanciato nelle acque del fiume in piena che lungo l'argine porta ancora i segni del passaggio del mezzo. Dal letto del Bacchiglione, da una profondità di circa 5 metri, giovedì pomeriggio i sommozzatori avevano prima individuato all'interno, poi liberato e tratto a riva Alberto Pittarello. 6 metri, ecco, queste sono le fasi conclusive. Ecco, vedete proprio in questo momento il furgone viene issato dalla gru dei Vigili del Fuoco in acqua. Il muso del furgone, distrutto dagli impatti violenti della caduta, l'abitacolo quasi inesistente, i vetri dei finestrini disintegrati, è un ammasso di rottami ricoperto di melma e fango, i 7 posti di Pittarello, issato con l'autogru e posizionato in strada dai Vigili del Fuoco. Caricato sul carro attrezzi, il furgone è stato portato nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, dove sarà esaminato nei prossimi giorni. In queste ore si è conclusa l'autopsia sul corpo di Sara Burattin, 50 le coltellate inferte dall'ex compagno, le prime a collo e nuca da dietro. La donna è stata trafitta in ogni parte del corpo, un massacro cui, forse stordita dai primi colpi, Sara Burattin non ha quasi opposto resistenza. 2 famiglie distrutte che si conoscono da sempre, che da anni vivono l'unione dei figli, quella di Sara Burattin e Alberto Pittarello, 2 famiglie che nel segno del rispetto e della condivisione di un dolore troppo grande per essere raccontato, anche ieri si sono stretti in un abbraccio. I funerali di Sara, non appena arriverà il nulla osta della procura, si svolgeranno probabilmente giovedì prossimo nel pomeriggio nella chiesa di Bovolenta. Qui, forse già mercoledì, il saluto in forma privata al suo assassino Alberto Pittarello. Nessuna autopsia su di lui. Il corpo è stato restituito alla famiglia. Nel giorno dei funerali di Sara Burattin a Bovolenta sarà lutto cittadino.